ti sostengo e porto avanti quello che stai dicendo tu. E quindi questa sera essere qui e sentire tante persone che raccontano quello che hai vissuto, per me è un momento fondamentale per la nostra comunità. Per cui ti ringrazio anticipatamente per quello che hai fatto, quello che ci racconterai, che ci racconterete stasera e quello che sicuramente da qui nei prossimi tempi farai, perché so che farai delle cose meravigliose e grandi, perché il nostro Simone, spesso lo chiamo Super Simone, ci ha abituato a fare grandi cose. Per cui un grazie in anticipo per questa meravigliosa serata che sicuramente sarà meravigliosa. Buonasera a tutti voi. Io ringrazio innanzitutto Simone per l'occasione che ci dà tante volte, non solo stasera, in realtà negli incontri facili, quelli fugaci che ci si trova per le vie del paese, per uno scherzo, per una battuta. I suoi progetti sono non solo questo, è un progetto proprio di vita e che trasporta attraverso diverse iniziative. Io ricordo il suo viaggio in Croazia, ahimè, finito male, rientrato prima del dovuto, ma i progetti che ha costruito con la CCR Il Pozzo, delle biciclettate e altri progetti che ha voluto costruire e continuare a costruire in questo periodo. Prima veniva detto che lui convive con una malattia, ma questa malattia viene vinta dai tuoi sogni. In realtà non solo i tuoi sogni, a mio parere, in realtà tu ci stai regalando un sogno, perché tutta la forza che tutte le volte riesci a trasmettere nei momenti anche di incontro tu per tu è una forza che ti fa andare oltre quelle che sono le difficoltà quotidiane che noi affrontiamo e che tu riesci a affrontare trasmettendo a noi una maggiore energia di quella che noi possiamo darti a te. Forse la presenza di tutte queste persone questa sera è il simbolo di cosa tu stai regalando a loro, non di quello che noi sappiamo regalarti a te. E ti invitiamo quindi a continuare a farci sognare con le tue esperienze, con i tuoi viaggi e soprattutto con la tua grandissima forza. Quindi ti faccio gli auguri per i futuri progetti, sicuro che oggi affronteremo una piccola tappa di un grande e lunghissimo percorso. Grazie Simone. Grazie mille, grazie Sindaco, grazie Assessore. Ora mi siedo più vicino di nuovo, felice di avere al mio fianco Dino, perché però anche preoccupata, perché poi di poesia stasera ce ne sarà tanta, per un po' di ciclismo e poesia, dici tu, ma insomma sarà dura restare belli salti. Mandi a tutti, proprio con ciclismo e poesia, sono arrivato a conoscere Simone e vi vorrei raccontare come l'ho conosciuto. Pradieris, un paesino dell'Alta Val Torre, dove Enzo Cainero, che salutiamo qui in prima fila, ha fatto passare il Giro d'Italia quest'anno, schiamacciante tutte le espressioni di che zona, stupendi. Ciclismo e poesia è stata una di quelle serate a Pradieris, tanta gente che non si aspettava. Fra la gente in prima fila Paolo di Pradaman, che alla fine della serata mi vendoglia e comincia a contarmi una storia, però fra Paolo, altra gente che voleva sapere altre droghe, un che ti domandava una copia di un brano che avevi recitato, e non capivi bene, e avevi capito che Paolo era di Pradaman, e avevi capito che esisteva un Simone ti conosci. A passi di 2 o 3 giorni, lo stesso lavoro a Monteano, in plena piazza, dove che il Giro d'Italia alla schiavacciata anche Monteano, che stanno. All'improvviso, poco prima di cominciare, la sorpresa enorme, arrivi in 2 in bicicletta a io di spettacolo. Uno di Paolo, che conoscevi, che l'altro hanno potuto 6 altri che Simone, di cui io avevo memorizzato un po' la storia, ma non tanta, questa confusione dal dopo Pradieris. Ecco, l'incontro è stato così.
c'è su questo palco, Simone perdonami, ma Purple dobbiamo fare un applauso, perché c'è anche Purple qui con noi, accanto a compagni di tante avventure, perché con te e con Max adesso proprio andiamo a capire anche come, ovviamente come nasce In bicicletta sono libero, perché prima dicevo appunto, e non volevo banalizzare questo sottotitolo, però tu stesso in questo libro, lo dici alla fine, non hai voluto soffermarti tanto su momenti difficili, e leggendo questo libro noi attraversiamo tanti momenti di sofferenza con te che sono però piccoli rispetto a tutto quello che hai vissuto, ma ne guadagniamo tanta forza, leggerezza, perché cominci proprio con le avventure fin da piccolo, sempre con una bicicletta al tuo fianco, quindi se non vuoi definirti un eroe, possiamo almeno definirti un avventuriero di questo romanzo che, anche il romanzo che hai scritto insieme a Max. E perché nasce l'idea di scrivere un libro? Il libro nasce da un ritorno di un viaggio in Croazia, dove parlando con appunto Max in una videochiamata mi dice: ma guarda, questa storia potrebbe essere trascritta in un libro o in una raccolta. Io gli dico: vabbè, non è poi chissà che, perché è una disavventura che abbiamo avuto, che poi magari nel libro la troverete. E poi 2 mesi dopo sono ad una serata a Monfalcone a presentare appunto questo viaggio e mi si avvicina una persona a fine serata e mi dice: ma tu, il tuo modo di esprimere, hai mai pensato di scrivere un libro? E dai, un altro, no. Allora, che poi non so se in sala stasera Alessio Russi, se c'è alzi la mano, no, non c'è, ok. Ma allora ritorno a casa e inizio a vedere un po' i pensieri che si prendono, che si trascrivono nei viaggi, così. E provo a metterli insieme, però mancava il collante. E così richiamo Max, Mauro, che poi fa il giornalista, il professore all'università, che mi ha aiutato a mettere assieme queste pagine che prendono il titolo In bicicletta sono libero. Adesso vorrei passare la parola a Max per dire come mai si è preso questa avventura con me. Un'altra delle avventure, Max, lo presentavi appunto giustamente, giornalista, scrittore, docente, adesso all'Università di Bologna Multimedia, e giornalismo e insomma anche amante della bici, tant'è che insomma nelle sue opere già pubblicate c'è stata tanta bicicletta. In questa, allora che cosa c'è invece in questo viaggio fatto assieme a Simone? Buonasera a tutti, mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Ho perso alcuni passaggi di quello che diceva Simone perché il laudio era sparito, ma penso di capire cosa stava parlando. L'unica cosa che voglio dire, sì, l'idea di questo libro, se pensate a questa serata che ha organizzato Simone, sono 3-4 settimane, un mese che ci lavora sopra e siamo rimasti in contatto quasi giornalmente. L'impegno, l'attenzione che ha messo nell'organizzare questa serata, no? Nei dettagli, la determinazione, è tipico di Simone, cioè questa voglia di fare e di impegnarsi e di creare qualcosa. È lo stesso tipo di atteggiamento che lui ha messo nel libro. Chiaramente lui non aveva esperienza né di scrittura, evidentemente perché non aveva scritto, ma forse non gli passava neanche per la mente di scrivere, come lui ammette poi. Però quando questa idea è spuntata, io gliel'avevo un po' suggerita, poi dopo quell'incontro a Monfalcone ha trovato ancora più incoraggiamento ed è stata portata avanti come riciclo.
Però quando io ho pensato all'idea del libro avevo in mente cosa poteva essere questo libro. Però lui è arrivato già con delle idee e abbiamo cominciato questa conversazione, questo dialogo che è andato avanti per molti mesi. Io lo dico sempre che quello che mi riguarda, fare un libro è un'esperienza trasformativa, tutti i libri che ho fatto mi hanno sempre cambiato dentro. E questo libro forse più di altri, perché condiviso e perché per la storia di Simone, che io conoscevo essendo suo cugino, ma non conoscevo a fondo come l'ho imparato a conoscere facendo il libro. E quindi il libro nasce da questa esigenza, da questo interesse e poi adesso non so se vuoi farmi un po' come l'abbiamo costruito, oppure magari posso, vabbè, se vuoi, non so. Raccontaci anche un po' tu, Max, proprio come è stato, perché vi accomunava, dicevo prima, anche proprio la bici stessa, no? Come dicevi, però, insomma, scrivere un libro da soli è un conto, parlare con un vento bici sopra Berlino, ma qui c'era da mettersi a scrivere a quattro mani, no? Esatto, sì, ha ripreso proprio ogni singolo capitolo e siccome non ho mai brillato in italiano e sono stato anche rimandato, avevo bisogno di qualche correzione ortografica, ecco, e anche di sintassi. Oltretutto, insomma, c'è Max una struttura, ma c'è anche un filo conduttore, poi nella tua postazione lo citi, che è un po' quello dei sogni, no? Il libro comunque questa sera in un certo senso lo ripercorreremo nella sua struttura, perché proprio attraversa anche le fasi della vita di Simone. È così anche l'avete concepito? Sì, io l'ho immaginato con 3 parti, che sono la parte finale dei viaggi, che era quella più facile da approcciare perché è più recente e fresca. Poi c'era una parte iniziale che era dell'infanzia e la parte in mezzo che era la più difficile, quella che ci ha occupato molto più tempo, che era la parte della malattia, quindi l'incontro con la malattia, l'accettazione, la gestione, venire avanti con questa situazione e affrontarla a testa alta. Ecco, il libro poi in realtà è breve, è conciso, ma perché Simone non è uno che si ferma molto, secondo me, a riflettere, lui ha un uomo di azione, ha bisogno di fare. Quindi il libro lascia fuori molto di quello che poteva esserci dentro, secondo me. Però l'idea anche era quella che Simone voleva, avere un libro accessibile che la gente possa diciamo accogliere e fare su facilmente. Io dal mio punto di vista ho cercato di rendere il racconto in termini quasi orali, cioè di dare la voce a Simone come se lui la raccontasse così a degli amici, e spero che questo sia riuscito, perché è stato un lavoro un po' lungo, macchinoso. All'inizio mi ero un po' non demoralizzato, ma ero poi intimorito dal lavoro che dovevamo fare, e avevo pensato addirittura che forse era più semplice se lui mi raccontava tutto, io poi lo scrivevo. Invece penso che poi sia stato molto più importante e utile che Simone si sia sforzato a scrivere, e i suoi testi via via sono migliorati nell'arco dei mesi, sono diventati più coerenti. Questo dicevo che è un percorso, il libro alla fine cos'è? Un prodotto non commerciale, facciamo un libro, ma invece quello che si capisce è l'esperienza, perché queste è la cosa più importante. Poi se il libro viene letto e piace alla gente sono felice per Simone, però quello che abbiamo vissuto insieme in questi 6 mesi, 8 mesi di lavoro è impagabile, è molto più importante per me. Anche per me è importante aver riscoperto un cugino che non vedevo spesso, e quindi è stato un bel lavoro questo di riavvicinamento, ecco.
In tutto quello, anche in tutte le avventure, poi Simone, ci sono sempre le persone di mezzo. In questo libro ci sono le avventure che fai, ma le persone che incontri, come diceva, magari senza tanti giri di parole, però tu poi alla fine ci arrivi dritto. In Bici sono libero, dicevo, racconta di avventure in sella a una bici, fin da piccolissimo. E posso leggere solo 2 righe che mi sono piaciute tantissimo? Mi permetti? Poi troppo spoiler. La bici con le rotelline arriva, ovviamente, prime biciclette, e da quanto mi raccontano, dice Simone, feci togliere presto quei 2 bracci laterali collegati alle ruote in plastica che ostacolavano i piegamenti in curva. Da quel momento le mie ginocchia cominciano a raccontare di numerose cadute. Sento ancora le parole di mio papà: pedala, pedala! Il mio corpo staccarsi dalla gravità, fluttuare su quelle 2 ruote, e una forza che proveniva da fuori, che mi spingeva e mi proiettava in avanti. In sella alla bicicletta mi sembrava di galleggiare nell'aria. In 40 anni successivi non è cambiato niente quando sei in sella alla bici. No, esatto. È proprio questa, la vedo come una opera geniale la bicicletta. 2 ruote, una catena che ti portano dove vuoi e poi mi annullano la gravità, cioè il contatto della ruota col terreno è un punto che fa scorrere in questa libertà che ti può portare. Diceva bene Max, ma Simone dirà 3 parole, ma ti racchiude l'essenza, cioè non è questa cosa del punto. Non ci avevo mai pensato, veramente mi ha aperto un mondo pensando alla bicicletta, quando in realtà pensavo sì, ma in bici ok, hai qualcosa comunque di fisico, di meccanico, non la vedo così libera, e invece mi hai e ci hai aperto un mondo. Da questa biciclettina ce ne sono state tante altre. C'è un'avventura di quelle prime, così, che ci vuoi raccontare in questa tua passione per la bici? Ma c'è una che mi hanno preso molto in giro. A quel tempo andavo a scuola alle medie e non si usavano i denniti. Ma vi ricordate quelle borse dell'Adidas, lunghe 60 cm, alte 40 con le maniglie? Ecco. Avevo difficoltà a portarmela appresso e mio padre mi fece un cestino, ma questo cestino qua venne poi passato come un portafiori rispetto e poi era appeso una graziella, anche quella color pisello, e diventai, diciamo, la mascotte, il giardiniere della scuola. Te lo vedi speciale. In una delle prime pagine del libro Simone si autodefinisce un selvaggio, anzi per la precisione selvatico. 20 minuti fa ho parlato con i genitori di Simone qui fuori. Il papà faceva fuori una bicicletta al giorno. Allora, più che selvaggio o selvatico, per me Simone lo definirei un personaggio particolare, come ce ne sono in ogni paese della provincia friulana e probabilmente in ogni paese d'Italia. Una persona particolare in senso buono, della serie. Ecco, la bicicletta graziella verde pisello che faceva da sopramobile nel giardino della scuola. Il personaggio particolare è come la storia che vi vorrei raccontare adesso. Cerco di farla breve, ma la racconto perché so che piace a Simone.
l'ha sentita più volte nel corso dei miei lavori teatrali ed è questa. Io paragono Simone a una persona, Franco Costantini di Tignano, il mio paese d'origine, 4 km di distanza da Cisterna, il suo paese d'origine. Li paragono due personaggi molto originali. Anche Franco Costantini corre in bicicletta, 2 anni più di me, anzi lo fa non da dilettante, però è tesserato, però corre con la cicloassi Friuli, quindi siamo molto indietro nel secolo scorso. E mi propone un giorno, io ventenne, anzi 1973, siamo a giugno 1973, mi propone di andare a vedere il Giro d'Italia a Cortina in bicicletta. Quell'anno il Giro d'Italia terminava a Trieste e Di Merckx aveva indossato la maglia rosa dalla prima tappa all'ultima. Dovevamo andare a vedere il Giro sulle Dolomiti in bicicletta. Piccola parentesi, 1909 Luigi Ganna vince il primo Giro d'Italia. Arriva all'Arena di Milano, i giornalisti gli corrono accanto e per recuperare le prime domande, Luigi Ganna di Varese, Induno Olona. E la prima dichiarazione di Luigi Ganna ai giornalisti è stata nella variante orale varesina. Il me prusa tanti il cuore. Quindi giugno 1973 si parte da Lignano per arrivare a Cortina a vedere la penultima tappa del Giro d'Italia 1973. Franco Costantini come Simone Masotti. Mi presta la bicicletta, gli abiti, le scarpe, non avevo niente, ero solo giovane e non allenato. 120 km all'andata, 120 al ritorno. Si parte alle 5 di mattina, la prima salitella, la Valcellina, poi il Passo San Osvaldo, sopra Cimolais, poi si scende a Longarone, bellissimo, 5 km di discesa, tranquilli. Incomincia la salita verso Cortina. Una trentina di chilometri in leggera salita. Franco Costantini si dimostra subito comprensivo nei miei confronti. Cosa fa? Mi vede in difficoltà nei 30 km di Cadore, dopo un po', e lui va avanti 50 metri, poi mi recupera, mi gira dietro, mi si affianca e mi chiede come va. Così per tutti i 30 km, quindi lui ne ha fatti almeno 60 e io in crisi abbastanza nera. Arriviamo a Cortina e lì qualcosa che ti colpisce il cuore, l'1 del pomeriggio, escono i bambini di scuola, avevo anch'io una maglia bianco e nera con stampato cicloassi Friuli e i bambini incominciano ad indicarci e a chiamarci Gimondi, Merckx. Non è che per questo la stanchezza e la crisi mi fosse passata, anzi è peggiorata quando Franco Costantini, alias Simone Masotti, mi dice andiamo su al Passo Tre Croci a vedere il Giro. Lo tranquillizzo e gli dico 1 o 2 tornanti, basta, non c'è problema. E lui accetta, passa il Giro, bellissimo, ho un ricordo stupendo, un aneddoto. Il gruppetto dei velocisti che arriva un quarto d'ora, 20 minuti dopo. Dunque all'interno di questo gruppetto Zandegù, un velocista, e l'ho sentito con le mie orecchie, e ho ancora la sua voce nelle orecchie, quando malediva Toriani, il direttore del Giro ai tempi. Maledetto Toriani. Era chissà la terza o quarta salita che facevano quel giorno e ho appunto questo aneddoto. Allora, si scende, voi direte, per
tornare a casa non c'è problema, è tutta di sera, sì, d'accordo, però il calore per me era pianura e quando la strada diventava veramente pianosa era salita. Un viadotto di un fiumiciattolo o di una strada che passava sotto per me diventava il Monte di Ragogna. A un certo punto Franco Costantini, Franco Damestri, alias Simone Mazzotti, mi lascia. È giusto così, non puoi aspettare uno che non ce la fa, niente, e giustamente mi lascia. Quindi arrivo in quel di Longarone e mi aspettano 5 km di salita per risalire verso Erco. Logicamente a piedi, con la bicicletta a mano. A metà salita arrivano 2 macchine e incominciano a dire: non mandi Dino! E c'è fatto che amici di Fraivano, che erano stati a vedere in macchina il Giro d'Italia, con tanto di griglie, tende, eccetera, e quindi per me non c'era posto, né per la bicicletta né tantomeno per me, e quindi mi salutano e vanno. Alle 9 di sera arrivo a piedi sulle gallerie del Vajont. C'era un po' buio, i lumicini accesi che ricordavano le vittime del Vajont e non era allegra la situazione da solo. Passo San Osvaldo, giù ancora per la Valcellina verso Maniago, anche lì direte tanto di sera. No, per me la Valcellina in quella sera si era capovolta un po'. Comunque Maniago, 11 di sera, arrivo a casa a Dignano. Apro il portone di casa, nel buio sento una voce, una mano che mi trascina e mi dice: vieni giù dalla strada che è una vaglia che ha di parte. Quindi mi salvo dalle sgridate, logicamente il mio telefono, mi salvo dalle sgridate, l'importante era far nascere il vitellino bene. Con gli occhi chiusi mi danno una corda in mano, tiro, va tutto bene, mi lavo un po', non le sento e vado a tentare di dormire. Come si può dormire dopo un giorno in bicicletta, 240 km fatti in un certo modo? Si dorme a pancia in giù, perché voi capite bene che il contrario diventava complicato. Ore 10 della mattina dopo, Francesca e Simone, in camera si apre la porta ed entra Simone Mazzotti, Franco Costantini, e mi dice: dai su, alzati che andiamo a vedere il Giro d'Italia a Colloredo di Montalbano. In macchina. E mi dice anche: ho aperto piano piano il portone, poi ho visto la bicicletta e ho pensato che tu eri tornato a casa, perché lui faceva l'Italia, stava lì anche una settimana sulle Dolomiti, dormendo dove capitava. Quindi in macchina, 600 bianche di suo padre, alleato, con le porte che si aprivano da davanti, io logicamente non riesco a sedermi e in qualche modo sto aggrappato alla maniglia della porta e si arriva in quel piccolo Colloredo di Montalbano. Era l'ultima tappa, il giro terminava a Trieste. A Colloredo di Montalbano c'era già gente, su quella piccola salitella dove di fronte c'è il comune, il municipio di Colloredo. E lì trovo dei dipendenti della comunità collinare del Friuli che probabilmente o avevano marinato un lavoro o avevano chiesto un permesso per assistere al passaggio del Giro d'Italia, fra cui mia moglie, che il nome noi non lo sapevi neanche mo, si conserva in una penna. E allora festa a Franco Costantini, presento i miei amici, le mie amiche, loro per l'occasione avevano organizzato addirittura in un parco di vicino una grigliata. Allora ci accolgono gentilmente e una delle prime frasi che ci dicono è: dai, state con noi, sedetevi. Io quel giorno non avevo vinto proprio niente, né quel giorno né il giorno prima, ma mi bruciava tanto il cuore.
Bravissimi. Grazie Emanuele per il domando. Sai Simone che se dovessimo fare un video tipo in time lapse, non so, una cosa molto che riassuma tutti quei Simone, di tutte quelle biciclette, poi tutti i giri, questa musica potrebbe starci a tutta tra le campagne, poi qualche salita, qualche momento più rallentato, insomma tante avventure. Evoluzione di Simone della sua bici. Perché la bicicletta c'è sempre stata, la bici da cross, la graziella, parco, la tante altre bici che sono susseguite nella tua vita. C'è una cesura che arriva a un certo punto e ci arriviamo adesso. Mi permetti però di fare una piccola deviazione perché Max ci deve salutare tra poco. E nel libro non ci sono solo le parole, ma c'è anche un altro aspetto che era bello presentare questa sera. Non so se vuoi rispondermi prima tu o prima Max, perché oltre alle parole ci sono anche dei disegni che lo accompagnano. Sì. Che accompagnano. Diciamo che ho voluto inserire al posto delle fotografie degli schizzi, perché ritengo dei disegni che così quando anche sono bloccato fisicamente riesco a usare il pennello e la penna, perché mi concentro su qualcosa di diverso e riesco a fare un disegno anche per le scuole che ho fatto, da geometra ad architetto, mi viene facile, ecco, ma riesco a trovare in una libertà e impressionare quello che veramente immagino. Chiaramente c'è sempre una bicicletta in tutti i miei disegni, ecco, qua ne potete vedere alcuni. Poi lascio a Max la parola. Siamo in Toscana qua, una delle pitture, l'eroica, questa che vediamo, e li troviamo appunto anche sul libro. Max, prima di salutarci, allora come ci vogliamo lasciare? Appunto combinazione di parole, disegni, alla fine c'è stata questa espressione, non dico totale perché tante cose ci ha nascosto Simone in questo libro, ma molto molto aperta, molto libera. No, mi piace l'idea che il libro possa essere letto oltre alle parole anche con le immagini, perché si complementano. E sì, sono stato io a spingere Simone a proporre questi disegni, a far sì che poi trovassero spazio sul libro, che non era garantito all'inizio. C'è stata anche un po' di negoziazione con la editoriale per questo. Però il libro ha questa ricchezza legata proprio a queste immagini che rappresentano quello che Simone vede e sente attraverso la bicicletta, nei momenti anche distanti dalla bicicletta, perché poi i disegni rappresentano diversi momenti raccontati nei capitoli. Quindi sì, mi sembra un bel insieme di questi due mezzi di espressione, quindi sono contento che lì sia uscito così. Massimo, grazie, allora ti salutiamo qui da Pratamano, arrivederci in Friuli. E di fare un giro con lui come a luglio, che ci siamo trovati. È bellissimo. Appuntamento in bicicletta allora. Senti, una cosa, però grazie ancora a Max Mauro che abbiamo salutato. No, stavo sfruttando l'espressione Sergio Borroni, Sì, poi infatti, sai secondo me, terrorizzato. ma sai qual è il problema secondo me? Lui ha sentito di tutte le avventure che ha detto non è che nella prossima vuole che ci portiamo dietro anche per sé, perché già quando avete fatto i vostri viaggi succede sempre qualche cosa, perché se ti porti anche Tino mi sa che poi dici
situazione. Ma dico che la fortuna non mi assiste nei viaggi, però del resto altrimenti cosa dovrei parlare? Era tutto finalizzato al libro, dillo, volevi una trama per il libro, è così. Sergio Bordone, arriviamo tra poco da lei, tra poco arriviamo da lei. Dicevo che appunto prima c'era questa immagine, Simone, di te in questa evoluzione proprio, sempre in sella a una bicicletta, dalla campagna poi all'università, a Venezia, altri paesaggi, altri panorami, fino a oggi. A un certo punto però sulla strada, tra le tante belle persone che hai incontrato anche un amico non proprio simpatico. Come lo chiami tu? Io lo chiamo Mr. Piquet, che all'inizio era un nemico, ma poi me lo sono fatto alleato, perché ho incontrato questo non voglio definire malattia, problema, perché come vivo adesso è quello che faccio, certe volte lo faccio inconsciamente, senza rendermi conto, perché anche l'ultimo viaggio, se pensate, sono andato negli Stati Uniti e sono appeso ad un filo, cioè lo stimolatore che porto mi fa muovere. Anche qui devo ringraziare la medicina e il dottor Lettieri che mi segue, ma adesso mi sono perso. Sì, però subito hai messo davanti quella che è stata la chiave, che tu metti poi alla fine in quel mantra che leggi ogni mattina e che non svegliamo perché poi lo leggeranno nel libro, ma che è un mantra tutto opposto rispetto a quello che è stato la risposta iniziale, ovvero un fare la guerra, un combattere, no? Perché ovviamente non sbagliavo, perché una cosa che ho capito è che bisogna accettare quello che ti succede e farlo diventare un punto di forza molte volte e prenderlo per quello che è. Ecco. Poi forse la parte più drammatica, perché non è solo viaggio, solo bicicletta, è stato il periodo della scelta del mio intervento alla DBS e lì ci ho impiegato un po' per decidere. Devo dire che non è stata una scelta facile. Troverete nel libro la descrizione dettagliata, perché 8 ore da svegli sotto a farsi bucare il cranio non è una cosa, e da svegli direi che è una bella salita in bicicletta e con le gomme che mi ha fatto fare i cambiamenti. abbiamo gli stessi segnalibro, Simone, stavo guardando. Il tempo passava e le mie condizioni di salute non miglioravano. Ormai erano passati 2 mesi dalla diagnosi. La terapia per gli attacchi di panico doveva essere entrata in circolazione, ma non vedevo alcun miglioramento. Tuttavia, affidavo ai medici di speranza di stare meglio.
è passato da uno specialista all'altro alla ricerca della cura perfetta, della soluzione definitiva. Era un'illusione, un sogno. Un po' alla volta compresi che il cambiamento doveva nascere dentro di me. Ecco, acquisire questa consapevolezza fu un punto di svolta nel mio viaggio, un viaggio dentro il viaggio, lungo, difficile, che non dà un attimo di tregua. Mi convinsi che dovevo prendere le redini della situazione, o meglio, che dovevo prendere meglio riconquistarmi la libertà che avevo perduto in quei mesi. E non mi riferisco soltanto a quella fisica, minata dalle morte di migliaia di minuscole cellule cerebrali. Dovevo darmi il tempo di riconoscere il cambiamento che stavo vivendo, rapportarmi con le mie emozioni, imparando a relazionarmi anche con quelle negative. Spesso si tende a rappresentare chi affronta il Parkinson come un guerriero, ma non condivido pienamente la metafora della battaglia, perché una battaglia impone perdenti e vincitori. Chi non guarisce non è un perdente. Spesso i pazienti si sentono inadeguati, persino in colpa, per non riuscire ad aderire a certi standard di ruolo, che forse rendono il tutto più accettabile a chi intorno è malato piuttosto che al malato stesso. Dottor Lettieri, Simone è uno che va dritto al traguardo, ci fa fare questi salti anche nel libro, anche nei momenti più, come ha fatto un po' adesso, ma anche nei momenti più drammatici. Si ha sempre la sensazione che leggendo le pagine il nostro eroe, il nostro avventuriero della storia che stiamo leggendo, tanto ce la farà, tanto sta comunque già guardando quello che è il traguardo. Lei entra nella vita di Simone, Simone entra nella sua vita quando l'incontro con Mr. PK è già passato da un po' ed entra in quel momento chiave poi al quale prima accennava Simone, appunto quel momento in cui deve decidere per questo intervento. Mi piacerebbe che ci aiutasse anche proprio a capire che cos'è questo Mr. PK, soprattutto quando entra così presto, perché Simone aveva 30 anni, era giovanissimo, e poi arriveremo insomma anche a quello che avete condiviso assieme a questo grande passaggio. E io incontro, buonasera a tutti intanto, io incontro Simone nel 2014, quando aveva già parecchi anni di malattia, di convivenza con Mr. PK, e quando la terapia farmacologica non era più sufficiente per garantire uno standard di vita soddisfacente, insomma, una qualità di vita accettabile. E quindi, come molti, probabilmente anche delle persone con in sala sanno, quando la malattia di Parkinson raggiunge la fase avanzata, la terapia arriva dove può, quindi anzi molto spesso causa delle complicanze essa stessa che rende molto difficile la vita di tutti i giorni per l'alternanza di fasi in cui si è sbloccati oppure troppo, l'on, il super on, fasi in cui si è bloccati e quindi si è in off. Questa continua fluttuazione diventa inaccettabile, invivibile per qualsiasi persona, a maggior ragione per una persona giovane come era Simone. Quindi si avvicina a noi, alla neurologia di Udine, in modo particolare a me, che mi sono sempre occupato di questo settore, proprio per cercare una soluzione, no? Quindi non una soluzione definitiva, perché come sapete dalle malattie di Parkinson non si guarisce, essendo una malattia degenerativa cronica, però abbiamo gli strumenti per cercare di migliorare la qualità di vita, che è poi l'obiettivo di noi medici, insomma, non è quello di guarire, perché molto spesso purtroppo delle malattie non si guarisce, ma è quello di accompagnare, no? Il paziente, quindi come dico nella postfazione, non di curare ma di prendersi cura. E così ho la presunzione di essermi preso cura di Simone, questo era lui a dire. E l'ho accompagnato in questa decisione che, come diceva Simone stesso, è stata molto sofferta, perché comunque
quando ci si avvicina a un percorso chirurgico non lo si fa mai con leggerezza. Simone accennava prima alla fase delicatissima dell'intervento, che è la fase più importante, cioè la fase di posizionamento degli elettrodi, che sono poi degli elettrocateteri, a livello cerebrale, che viene fatto da sveglio. È una fase molto lunga e delicata in cui il paziente deve essere sveglio perché deve collaborare con un'equipe neurologica e neurochirurgica, e dura molto. Nel caso di Simone è durato circa 8 ore, quindi fisso, immobile, senza farmaci, con un washout di farmaci di almeno 48-72 ore, bloccato su un lettino per 8 ore, con il qui presente che continuava a chiedergli di fare delle cose durante l'intervento, e insomma tutto l'equipe chirurgica, i rumori, il trapano, insomma è molto impegnativo, è stato molto impegnativo. Scusa solo, ho trovato però il neochirurgo che andava in bicicletta e ho potuto parlare con lui. Il bello di Simone è questo, che anche nei momenti di maggiore gravità riesce a trovare la leggerezza, un po' la italocalina, no? Cioè questa che non è superficialità ma planare sulle cose da talto, no? Come diceva Calvino nelle sue lezioni americane. E il bello di Simone è questo. In effetti il dottor Mollani, che è un neurochirurgo che ha materialmente posizionato gli elettrodi, in effetti è un appassionato di bicicletta. E detto questo, insomma, alla fine Simone si è avvicinato dopo all'intervento con una decisione molto sofferta, però alla fine poi ha preso la decisione giusta, e così è iniziato il nostro percorso, insomma. Quindi quella è stata la prima tappa, perché è una cosa importante che è bene sapere, che l'intervento non è il traguardo, è un nuovo inizio. E per Simone lo è stato, perché tutto ciò a cui era abituato si è stravolto, quindi i momenti di off, i momenti di on, la terapia farmacologica che è stata stravolta, il percorso di titolazione, cioè di aumento graduale dei parametri di stimolazione, è stato un percorso graduale. Ci siamo arrivati nel giro di diversi mesi ad una situazione soddisfacente, con alti e bassi, all'inizio molti bassi, e poi pian pianino ci siamo venuti fuori. Ed è anche per questo che si definisce un po' il suo personal trainer, no? Anche oltre che perché c'è comunque questa Assolutamente sì, continua... cioè, mi piace pensare di aver dato gli strumenti, sia farmacologici che elettrici, per arrivare dove è arrivato adesso. Cioè Simone è una persona completamente diversa da come l'hanno conosciuta, in senso ovviamente positivo, emana un'aura positiva, per chi lo conosce, magari anche da più tempo di me lo sa, ha un'aura positiva che infonde fiducia, coraggio e voglia di andare avanti. E quindi per me, insomma, è stato un incontro molto molto positivo, sia perché mi ha dato una soddisfazione incredibile vedere questo cammino, ma anche perché mi ha dato la voglia e la forza di andare avanti, perché molto spesso anche noi siamo in difficoltà, lo ammetto. Anche perché Simone, poi mi veniva in mente anche mentre parlavo del lungo intervento, mi ricordavo la parte in cui dici che ti sei allenato quasi in questo lungo intervento. Sì, c'è un altro aneddoto, che la cosa che mi spaventava di più in quell'operazione non era tanto farsi bucare il cranio, era fare la risonanza magnetica. Soffro un po' di claustrofobia. Allora, per riuscire a esercitarmi, andavo sotto il letto di mio figlio, con la rete messa qua, e stavo ore lì a pensare di riuscire a passare questa operazione. In effetti ha servito perché poi mi hanno detto: guarda, sei stato veramente bravo e per 25 anni, che è la durata della batteria, non ti vogliamo vedere. Così però non è stato, perché proprio in un viaggio in Croazia, nel punto più lontano
fatto bene di bloccarsi. E qua coinvolgerei... Dai, andiamo da Sergio, sì. Esatto. Com'è stato quella volta? È stato poi tra l'altro proprio il primo viaggio che avete fatto assieme, corretto? Le isole del Quarnaro. Dottor Borroni, ci sente? Sono qua. Ah, ecco, perfetto. No, dicevamo appunto diceva che quando ha finito l'intervento gli hanno detto adesso per 25 anni non ti vogliamo più vedere, no? Perché era l'ora della batteria. Solo che Simone, appunto, che ha questa anche grande ironia nel andare sempre poi a ricordare le cose che non hanno funzionato, proprio in quel primo viaggio che avete fatto assieme, in realtà quella batteria ha fatto un po' le bizze. Voi dovete perdonare, ma io capisco più o meno il 50% di quello che dite, c'è molto rimpombo dell'audio, quindi faccio molta fatica a dover sentire il sonoro. Allora le scriviamo magari adesso, se riesci a sentirmi così. Stavamo parlando del viaggio nelle isole del Quarnaro, che è stato il primo viaggio che avete fatto assieme. E mi ricordo. Non esente da qualche così disavventura in mezzo. Che siano esenti da problemi. No, per verità, non è ancora successo, però magari succede. Simone è vero allora che si presenta così, perché Simone racconta nel suo libro che quando scrive a Borroni, così, che aveva conosciuto su YouTube guardando i suoi video, subito ti frena, intanto dammi del tu, secco proprio, se no ti mando a quel paese. Com'è stato l'incontro con Simone, Sergio Borroni? Vorrei dire che non capisco neanche bene la domanda. Perché mi incontro con una persona normale che aveva una passione per andare in bicicletta e abbiamo fatto dei viaggi insieme. È la cosa più facile del mondo. No. Voglio dire, non ho mai pensato di viaggiare con una persona che avesse dei problemi. Io viaggio con gli amici. Mi chiamano spesso delle volte per dire organizzo dei viaggi per no, io non organizzi viaggi per nessuno, io viaggio con una punto e stop. Simone è un amico, ci siamo trovati bene e ha fatto dei viaggi insieme, tutto bene. È una cosa facile. Punto e stop, no Simone? Esatto. Sì. Vediamo se abbiamo una domanda per lei, vediamo se riesce a sentirci bene. Ciao Sergio, non serve che tu mi dica abbiamoci per tu, te lo do direttamente e ti chiamo Sergio, sono Bernardino per Sergio. Allora, intanto prima parlando con il sindaco di Pradamano, gli ho fatto i complimenti per quell'immagine dove lui saluta Simone per andare in Croazia, credo avevano deciso di andare in Croazia. A giro il Friuli Veneto, sì, lo saluta con le frecce tricolori che sfrecciano su Pradamano. Simone mi spiega tutto chi ha fatto il montaggio. Il mio dico Sergio e questa è una. Complimenti, applauso, le frecce tricolori. Io non so, il sindaco è presente. È presente e qui di fronte a me. Allora, lo saluto perché è una persona troppo simpatica, io mi sono divertito veramente un casino, complimenti per avere un sindaco di questo livello di gruppo. L'idea me l'ha venuta così, però io volevo soprattutto cautelare la popolazione, non è stato speso un centesimo, non c'è stato finto, però non è che qualcuno pensasse veramente che mi ha chiamato le frecce tricolori per salutare Simone, perché voi sapete che il mondo è strano, c'è gente strana, c'è qualcuno che potrebbe anche averlo veramente pensato. No, le casse con un anno un altro subito un drago. Ci tengo davvero molto. Sergio, la seconda considerazione e anche come domanda, questa volta Simone credo sia proprio in Croazia. Mi puoi spiegare al fortissimo pubblico che è qui in sala, a fronte di quel video che io ho visto, e complimenti per i tuoi video, sono un qualcosa di speciale, quando tu, secondo me, ti sei sbagliato o hai fatto apposta a tentare di accendere il televisore del vostro appartamento col telecomando dei sensori di Simone? E invece di accendere il televisore
non hai acceso Simone. Ma io volevo anche approfittare dell'occasione che sia, scusa Simone, c'è scappata proprio la mano. È stato un errore, noi non volevamo attivare il telecomando, sono cose che succedono, però vai a capirlo. Io cosa non sapevo che facevo il dentista, io non facevo mica, quello era il mio mestiere. Io non sapevo che il telecomando specializzato per attivare, è successo, pazienza. Comunque non sono successi danni irreparabili, è stato operato, ma non per quello, un sottolineo porta non per quello. Io sono stato creato particolarità. Sono stato uno degli ultimi a conoscere Simone, l'ho conosciuto quest'anno. Mi sa che ci incontreremo sempre molto presto. Grazie. Non siamo vicinissimi, ma Perché chi Simone? No, diamo la parola per l'ultimo. Andiamo subito a scoprire. Ti ho detto, tu sei peggio dei velocisti, cioè No, vedi scherzo. Perché no, diamogli la parola perché comunque c'è anche una bella anteprima questa sera, corretto, perché sono tante le avventure che avete fatto assieme, a cominciare appunto da quella, quando La Croazia 1, la Croazia 2. perché appunto poi non è che quando è successa la disavventura una volta lì e ciao arrivederci, si torna sul luogo del delitto. Esatto, per la gioia dei miei che mi hanno preso per pazzo, ma tu vuoi partire in quei posti, siamo tornati, siamo ripartiti dallo stesso punto dove avevamo interrotto il viaggio. E poi insieme ad altre persone, in viaggio tra Veneto e Friuli, insomma, sempre anche con questa parte di ideale proprio, di pensare, di studiare, di programmare, che è una parte che ti piace moltissimo, questa, vero? Devo dire che è stato un viaggio, il primo, forse perché era il primo, ma anche perché c'era la presenza di Pino, una persona malata di Alzheimer, che mi ha fatto scoprire veramente cos'è perdere il passato e vivere solo il presente. Io farei un applauso a Pino in questo momento. Tante avventure fatte, tante persone incontrate, è bello proprio seguirle in queste avventure leggendo il libro. Nel libro c'è un'avventura che nel libro è ancora un sogno, nel momento in cui tu scrivi, Esatto. ma che nel momento in cui invece siamo qua a parlarne è un sogno realizzato. E anche questo non è casuale, pieno stile Masotti, corretto? Sergio Boroni, qual è l'ultima avventura allora che vi ha visto insieme, della quale vedremo in anteprima anche il video? Forse non ci sta sentendo perché lo vedo chiare. Riusciamo a... Mi sente, dottor Boroni? Sì, siete spariti per un attimo, in questo momento mi sente. Benissimo. Dicevo che nel libro, il libro si conclude con un'avventura descritta ancora come un sogno, ancora in embrione. Oggi invece siamo qui a parlare della Radio Prai come cosa fatta, insomma. Ci racconta qualcosa sull'ultima avventura che avete vissuto insieme, della quale vedremo il video? Sì, volentieri, ma anche perché c'è un dettaglio che credo che Simone non ha accennato. Questa avventura stava per non nascere in me, nel senso che noi eravamo a casa, tutti quanti, ad aspettare di imbarcarsi alle 4 della mattina, abbiamo ricevuto la notte un messaggio dal KLM che diceva potete imbarcarvi ma senza i bagagli. Cioè senza i bagagli dovete immaginare delle persone che vanno negli Stati Uniti a fare un viaggio del genere che si imbarcano senza niente, nudi. Per cui ci sono stati dei momenti proprio di panico, perché non sapevamo nemmeno che pesci prendere, eravamo veramente messi con grossi problemi, con queste difficoltà. Alla fine abbiamo deciso di partire un po' all'arrembaggio e devo dire che è andata bene, però abbiamo avuto dei
momenti veramente complicati, perché era una cosa che non dipendeva dalla nostra volontà, però potete immaginare cosa vuol dire scoprire alle 11 di sera che alle 4 del mattino tu non puoi imbarcarti con i bagagli. Non è uno scherzo da poco. Soprattutto se devi avere anche una bici poi, no? Per fare questa... Esatto. E poi vai a dormire la sera. Tutto quello che era andare a tirare fuori quello che era assolutamente indispensabile, che non potevo non farci portare, perché era tutto il parlato. È stato un momento, credetemi, abbastanza complicato per tutti. Tant'è vero che una delle cose che ho fatto ha detto ragazzi, io in queste condizioni onestamente faccio un po' fatica a accettare io diciamo proprio è una cosa che mi mette in difficoltà, preferisco rinunciare. Alla fine c'è applicazioni inerenti al viaggio che ho deciso non fa niente, partiamo, vediamo cosa fare. Voglio dire una cosa divertente che poi cito anche nei pensamenti finali. Io ho iniziato la PFL perché ha dato la possibilità di dimostrare ancora una volta che noi saremmo un popolo strano, un popolo barroco, un popolo che però alla fine che si mettono in qualche modo si sbagliano sempre. E questo secondo me è una cosa, è un bel messaggio anche per il soprattutto in momenti come questo. Simone, voi procediamo ora a vedere il video? Sì, vediamo. La grande corsa ciclistica annuale attraverso l'Iowa, questa è la Rack Ride e loro l'hanno vissuta. Sì, la Rack Ride. Ecco, però ci tengo un attimino a specificare una cosa, che questa corsa non è nata per dire vado in America. La corsa, questo viaggio era nato perché durante il mio saltellare da un neurologo all'altro, il peggior sbaglio che si possa fare, venni a conoscenza di un ciclista professionista, David Finney, che si è ammalato a 30 anni come me di Parkinson e ha fondato un'associazione negli USA proprio sul ciclismo, e lì ho iniziato a costruire dei contatti, dei rapporti per conoscerlo. Assieme a David Finney c'è anche il dottor Albert, che ha fatto questa corsa, che loro la fanno ogni anno, e in tandem con una persona malata, perché studia tutti i miglioramenti che può avere un paziente andando in bicicletta. Non è stato detto, però io quando vado in bici riesco a ridurre di 1/3, anche la metà i farmaci. E quindi perché è meglio... Non solo riduci i farmaci, ma diventi molto più sciolto, perché sono sequenze motorie differenti dalla deambulazione, per cui vengono messi in moto delle sequenze che permettono una maggior scioltezza dei movimenti. Su YouTube, su internet si possono trovare questi filmati di soggetti affetti da difficoltà motorie di vario genere che magari nel salire la scala piuttosto che nel deambulare sono fortemente bloccati, poi saliti sulla bicicletta partono, no? E sembrano persone assolutamente come tutti, insomma, senza disabilità. E la stessa cosa succede quando giochiamo a tennis. È da un po' che non ci andiamo in realtà, Troppi impegni sì, in effetti un po' troppo impegni miei, di qualche problemino alla gamba, ma insomma adesso si è risolto. E anche nel giocare a tennis Simone non ha le stesse difficoltà che ha durante la deambulazione, proprio perché vengono messi in atto delle sequenze differenti, quindi insomma sia la bicicletta, il tennis, ma così come anche altre attività sportive permettono al malato di poter compiere degli atti che non sono in grado di compiere.
pure battute. Sempre di latte. Ecco, per finire, anche qui dovevamo insomma andare a conoscere questo David Finney e il dottor Albert, e chiaramente non poteva andare tutto liscio. David Finney ha avuto dei problemi e non ha partecipato. Il dottor Albert era in Italia a fare la salita dei 4 passi che ho dovuto andare a trovarlo. Comunque ce l'ho fatta a conoscerlo a Canazei. Questo volevo dire. Questo è stato il motivo per cui era nata questo progetto di andare a fare la Rugby, perché loro partecipavano ogni anno. E ultima cosa, è meglio partire col video Sergio, partiamo col video. Ok. Io sono quello che, seduto sul retro di un carro che armamento punta le ruote verso una minuscola cittadina dell'Ohio di nome Sergio. Ma andiamo con loro, dimentichiamo sempre fare cose, leggeri, racconto storie, però che dia giudici. E questa storia si svolge chiaramente nello stato dell'Ohio. Se volete seguire la corte di consiglio e popcorn, il cibo caratteristico dello stato, una birra e una spina di faglie potremmo tornare alla fine. Nel campo con me ci sono Lorenzo e Simone, i compagni di questo racconto. Ecco tenetamente soprattutto di Simone, perché lui è responsabile. Simone da tempo contributo partecipa alla di Frattico ad un ciclo turistico degli Stati Uniti, giunto alla sua 49esima edizione, sarebbero 50, ma con pochi pure edizione 70. Si sa, i soldi che si comprano al mercato, che salgono addosso all'improvviso, restano appiccicati finché non li realizzano, per cui non restava che scriversi alla braille. E fin qui nulla di che, basta con le casse che non si portano via le iscrizioni, tenendo ovviamente conto delle 7 ore di fuso orario. E vorrei sapere prima che fino allo scorso anno i partecipanti venivano sorteggiati. Quest'anno invece valeva la regola che chi prima arriva prima alloggia. Pochi minuti dopo l'apertura del sito, il nostro gruppo risultava scritto con successo sotto il nome di Ride for Parkinson. Mi ero dimenticato Simone, l'architetto, da 15 anni soffre di morbo di Parkinson, e non amici, è la sua passione. E quindi biglietti alle presentazioni con bagagli selezionati, pronti, imballati. C'è chi non ha in posto quando le ore di 3:45 della notte, o 4 ore e mezza prima dell'imbarco. Cartelle MC comunica che sono molto sufficienti, ma dato il caso bagagli dell'aeroporto di Amsterdam si possono imbarcare solo passeggeri con bagagli, ma delle bici nemmeno parlarne. A riorganizzare il 4 ore di viaggio pianificato da 7 mesi non è facile. Alla fine decidiamo di partire lo stesso, all'arrendaggio. Giunti a Chicago, quella spettacolare città posta sulle sponde del lago Michigan, dove famosi architetti si sono spizzati a creare uno skyline unico e che curiosamente si riflette in quella fantasiosa opera d'arte chiamata The Bean, ovvero il fagiolo. Ebbene, a Chicago ci portiamo al negozio della Specialized. Simone ritirava una iPad che era stata messa a disposizione a prezzo d'uso prima della partenza e noi compriamo amici l'unica disponibile negozio per poter dare un turno con lui, e quello che ci compriamo quel minimo indispensabile che il bagaglio a mano non ci sta e di cui davvero non si può fare a meno quando sei in giro sul vuoto. O se siete arrivati fin qui è probabile che dobbiate finalmente avere l'esperienza della scena. Quanto poi affittato un camper e caricato sulle nostre 4 caravane con le bici, divoriamo i 1000 chilometri che ci separano dal punto di partenza Sergio, dove il nostro amico partito non è passato di certo di San Rosso.
che lasciandosi alle spalle le acque del Missouri, dopo aver attraversato con un percorso di 750 km tutto lo stato del Nilo, che porta a bagnare le ruote nelle acque del Mississippi. Qui alla Pitichella, con i più svariati mezzi di locomozione, si radunano il giorno prima del via tutti i partecipanti, il cui numero alla fine rimane sconosciuto. C'è chi dice 20.000, chi 24.000, ma si è sentito anche parlare di 30.000. Con il risultato che alla fine ci cercano un po' dappertutto, negli spazi verdi come nei parcheggi dei supermercati con i carichi. Ora la serie degli euro si sono visti anche cambiare da $1 milione. Tutte le strade di Sergio Bluff si trasformano in una serie infinita di bancarelle, dove si può comprare di tutto, da cibo a memorabilia, e nel caso farsi fare anche un check-up al camper del soccorso medico. Mandatorio ovviamente la registrazione dei vari gruppi partecipanti, e Lorenzo si incarica di lasciare una indelebile traccia della nostra italica presenza. La partenza è stabilita per la mattina, approssimativamente verso l'alba, ma senza un orario preciso perché l'organizzazione ha lasciato spazio all'autogestione. E con un espacio di circa 30.000 anime che compongono il più famoso e primo ciclo turistico degli USA, cominciano ad allungarsi per formare una carovana da chilometri e chilometri che, come un gigantesco serpente, inizia a snodarsi lungo le strade del Lago. Personaggi puro stile Yankee, allegri, rumorosi, a cavallo dei più svariati mezzi di locomozione. Si vedono bici tradizionali, e-bike, tandem a 2, tandem a 3, bici reclinabili, bici che traino carrette, mezzi improbabili azionati da gambe e da braccia. C'è anche chi ha trasformato un cicloviaggio nella ciclovia. E per fortuna che lo stato del Nilo è prevalentemente piano, altrimenti qualcuno potrebbe avere dei problemi per arrivare al Mississippi. Ma mi raccomando, mettevo gli scemi perché, al di là delle apparenze, li troveremo comunque tutti quanti da me. E in ogni caso la buona volontà è una cosa, ma la fisica è sempre un'altra. E allora sempre da una settantina di chilometri qua anche lì la terra comincia a vedersi. La prima tappa infatti è quella che presenta il percorso più ondulato, più impegnativo, con l'asperità più dure, arrivando subito alla cima della Godraia, 443 metri sul livello del mare. O mica dice Maravao. Si diceva dell'Iowa, c'è in bravissimo stato tra le 50 che compongono gli Stati Uniti d'America. Per chi non lo conoscesse, bisognerebbe immaginare un enorme campo di 600 km per 450, interamente coltivata mais. Pochissime città, pochi paesi, molte fattorie, ma talmente grandi che più per spandere i fertilizzanti si impiega gli aerei. Quanto può essere impossibile ignorare il grande contributo dato alla tradizione culinaria americana, fin da quando nel 1885 Charles Craters inventò la prima macchina a vapore per la produzione come street food del popcorn. E ovunque ci si incontra nello stato, il pannocchio di mais e il popcorn sono onnipresenti. Al passaggio della cittadina di Hampton è ancora vivo il ricordo di uno dei personaggi che hanno segnato la storia dello Stato, Charles Osborne, che ha sofferto di un attacco di singhiozzo durato ben 68 anni, fino alla sua morte addebuta alla rispettabilissima età di 98, dopo aver singhiozzato per 430 milioni di volte, il tutto certificato dal Guinness World Record. Non trascurabile nemmeno un contributo artistico che trova una delle sue più caratteristiche espressioni nella cittadina di Pocahontas alla fine della seconda giornata. Siamo arrivati a Pocahontas, quello perché oggi sono cose interessanti da vedere sul tavolo. Ho letto sul sito che c'era stato una principessa di Lione. Adesso Pocahontas quello del film ipotetico. Sì, perché ha dato poi il nome al paese. Secondo me vale la pena fermarsi, perché ho letto che c'è negli stati di vicinanze sia il parcheggio di bagno. Con la successo qui c'è a casa sta roba, fare mancare, andiamo lì. Dal lontano 1954 lo stato di quasi 8 metri troneggia all'entrata della città, è la più grande statua di una fanciulla al mondo. Direi che le immagini sono più esaustive di 1000 parole. Quello che vedete in sua impressione non è una rappresentazione grafica, come si vede anche dalla traccia scaricata dal nostro GPS. Il percorso è proprio così, ovvero un susseguirsi di linee rette, con infiniti rettilini, ai quali con un cambiamento di direzione di 90 gradi si alternano altri infiniti rettilini.
chilometri, fino al tappone lungo, quello del quarto giorno, quello tenuto da tutti quei suoi 180 chilometri. In buona sostanza sono 760 chilometri, con poco più di 3.000 metri di dislivello, non molto in vero, ma sembrerebbero sui tronchi vista la geografia del paese. E tutto si svolge su strade dove il nastro dei ciclisti si snoda per tutto il giorno, fino a sera tardi con gli ultimi arrivi. E al termine di ogni giornata il problema più complesso è districarsi tra le migliaia di tende e di camper messe dappertutto, nei prati, nei campi da basket, nei parcheggi, per riuscire a trovare il proprio alloggio notturno itinerante. Ehi, siamo arrivati! Come è andata? Ah, guarda, spettacolo! Sai quelle strade, quelle classiche americane che capisci, quelle... Ah sì, che con il cartone, bellissime! Capolavoro! Meraviglioso, meraviglioso. Come ma dove sapete dove ancora andato? Bellissimo con Peter Tigo e la musica Born to be Wild. Sì, poi ne ha fatto anche una prova italiana, non era? Sì, mi ricordo che non ha sfondato, era notevole. È sempre quella la routine per tutta la settimana, partenza presto, al mattino, meglio all'alba per non partire da subito sbloccato sottoterra dell'acqua e pedalata verso il sole, che sole resti. Ovunque per la strada la gente si riversa per salutare il passaggio della carovana. Dalle case, dalle fattorie, alle entrate dei paesi, giungono pure le saluti con cittadino. Si ha la sensazione di partecipare a una grande festa. Alcune fattorie si sono organizzate per produrre gelati in modo molto tradizionale. È vista una cosa molto iniqua l'iniziativa sembra avere successo. Però $7 per una coppetta sembrano tantini e a giudicare dallo sguardo di Simone sul gusto ci sarebbe ancora da lavorare. Per la strada si trova il tutto, busche di birra, baracchini con le angurie e immancabile il barbecue di maiale, una tradizione irrinunciabile dello Stato. Il percorso per la verità resta sempre uguale a se stesso. Un rettilineo, macchina della polizia locale che segnala la direzione, un altro rettilineo e via così. Più che il panorama incuriosito di personaggi che si incontrano lungo la via e che danno quel tono di cultura molto bene USA. Si ferma e tutti mettono il piede a terra e si procede camminando. E intanto si formano code chilometriche solamente per attraversare il paese, o come in questo caso anche solo per fare la vita. Così come la partenza dell'arrivo ogni sera avviene in ordine sparso nel corso di parecchie ore a partire dalla tarda mattinata fino a sera inoltrata. E ogni città che ospita il brani si sbizzarrisce a proporre passeggiate serali attraverso mercatini e bancarelle per i più piccoli tipici giochi americani che avevo visto fare solo nei film. Per chi lo desidera come alternativa con solo $50 si può sempre provare a farsi smontare la colonna vertebrale da manera gumeno su un rete da Brestri, ma soprattutto indimenticabili e incredibili sono i concerti di musica country che vanno avanti fino a notte fonda. Per il tappone da 180 km ci si attende la sorte e l'onere e onore di accompagnare Simone nella lunga avventura spetta all'orecchio. Ma da come si rialza al mattino sembra che le prossime puntate siano di mia pertinenza. Perché quindi sono bloccate? Perché? Qualche problema in campo?
fratello Lansing ci comunica che il viaggio è arrivato al termine. Si possono finalmente vedere le acque del Mississippi. Di fronte all'antico fiume tutti i partecipanti si incolonnano in una lunga e interminabile fila al solo scopo di poter bagnare le ruote nelle acque del mitico Old Man River. Il viaggio anche per noi quindi è terminato. È tempo di farsi una sana birra. Quale birra? Ovviamente una Rye Limited Edition. Sono rimasti solamente i titoli di coda, ma la gente non legge più, si è persa questa abitudine, per cui visto che ci sono gli audiolibri, noi abbiamo inventato gli audiotitoli di coda. Tacca la musica e cominciamo. Cominciamo dai ringraziamenti. Il primo enorme grazie va a Paolo Gioco, qua conosco Piero, che poi è rimasto a casa per i problemi suoi personali, ma senza il cui straordinario aiuto il suono di Simone sarebbe rimasto assolutamente un sogno. Un unico grande applauso perché grazie al negozio Specialized Campanello 261 di Treviso, in particolare la persona di Marco e il negozio Specialized di Chicago per la enorme disponibilità a fornirci aiuto, assistenza e materiale. Grazie alla Dynatec di Padova che ci aveva fornito due straordinari mezzi proprio per questo viaggio e che sono rimasti nel bozzo per le note vicissitudini aeroportuali, ma torneranno utili in altre occasioni. Per la stessa ragione sono rimasti a casa dei meravigliosi asciugamani in microfibra ultra tecnici della Anna Maria Group Fibertech che ogni anno ci fornisce del materiale tecnico di altissimo livello. Un sincero ringraziamento ai ragazzi dell'Unione Sportiva Serenissima Calcio per aver organizzato una partita promozionale per il viaggio di Simone. Un mio personalissimo applauso a Scott Stutz, Sandra Brown e Luisa Hernandez che si sono simpaticamente prestati a recitare una bellissima. Simone mi prega di aggiungere anche ringraziamenti per i suoi sponsor personali, in particolare la ditta BM di Bratamano e lo studio Archest di Palmanova. Le ragazze sono diventate famose non si può dire più. Bisogna andare un po' alla regola. E all'ultimo sincero grazie a Cartarella, che ci ha dato nuovamente un'occasione di dimostrare che saremo sì un popolo strano, valoroso, ma che noi italiani quando ci mettiamo alla fine ce la paghiamo sempre. I personaggi in ordine alfabetico sono Lorenzo Molinari, Sergio Borroni e Simone Masotti. E infine questo lo possiamo mettere anche in chiaro, la regia è di Sergio Borroni. Fine. Tanta roba, Mamma mia. Guarda, quando sono giù, perché anch'io ero in momenti deboli, mi vado a guardare uno
dei viaggi che abbiamo fatto e mi ritorna un sorriso. Siamo quasi in chiusura. Sì. Poi si mangia qualcosa assieme, lo ricordiamo e ringraziamo chi ha lavorato anche per questo pasta party finale al quale siete tutti invitati. Ma c'è un omaggio speciale che volevi fare, lo facciamo adesso? Sì. Sì? Perché qui in sala abbiamo un nome che si diceva ciclismo e poesia, nelle poesie ci sono le rime. Cosa fa rima con ciclismo in Friuli Venezia Giulia? Enzo Cainero, assolutamente. Enzo, vieni sul palco. Però io stasera sono onorato di avere Enzo qua e posso dire che non c'è niente di più bello del Friuli, perché come hai visto l'America, tanta strada, ma delle bellezze del paradiso che abbiamo noi, dal mare alle montagne, vissute in bicicletta, non ci sono uguali. E quindi ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per il ciclismo. Io non sono un agonista, come avrai capito, ma la bicicletta per me, dopo la mia famiglia, è stata un salvavita. Invecchiando ci si commuove, ma non è dalla prima. Io sono venuto qui, invitato da mio figlio e dai suoi amici. Questa è stata una grande lezione di vita. Una lezione di vita che ti auguro di poter ripetere ancora molto, perché mi sono commosso adesso, ma al di là della bicicletta, di come hai saputo affrontare le difficoltà. Io unisco a te anche il dottore, perché questa è stata una grande dimostrazione di compattezza e di unione nello stare insieme e di grande volontà. Vorrei dirti tante cose. Voglio dire che anche per me la bicicletta è stato è un motivo di vita, ma quello che tu hai dimostrato con questo esempio di aver sopportato per tanti anni, quando sentivo raccontare l'intervento di Luigi Metrini. Ma anche a me mi sono Io credo che il tuo esempio possa essere portato anche avanti dopo questa sera. Io ho qualche idea, perché quando vieni da qualche parte le idee vengono. Ti faccio i più grandi complimenti per quello che hai fatto e per quello che potrai fare. Certamente il nostro Friuli è grandissimo. Non dobbiamo autoincensarci, dobbiamo farlo sempre più grande, lavorando. Forse dobbiamo tornare ancora a spiriti dei nostri anziani, dei nostri vecchi, e non lasciarci superare da quella che è la tecnologia
tende troppo purtroppo a fare perdere, cioè l'anima di un popolo, la voglia di un popolo e il sentimento che ci unisce. Io vorrei dedicare a Simone, ma anche a lei, dottore, un brano che avevate iniziato all'inizio e dice tutto, il mio sentimento di gratitudine per quello che ho sentito questa sera. Se per favore mi fate La vita è bella. Guarda, stai sicuro, anche se forse, ma devo dimagrire un po', ma farò anche questo sacrificio, ti assicuro che mi vedrai presto con una foto con questo, anche se la prossima volta per me fa dire che è dimagrante. Questa è la dimostrazione, vale per tanti ragazzi, quanto lo sport sia capace di rendere felici e di recuperare le persone ad una vita più che normale. Quindi, fin quando possiamo, facciamo sport, finché con la bicicletta come mi è succeduto a me, però succede. Tanti auguri, in bocca al lupo a tutti e due. Questo è tutto. Francesca, non volevamo che ci invidiaste, però io e Simone questa sera abbiamo un qualcosa in comune, la biancheria intima. Una dedica. Su questo palco ci sono 3 persone formidabili. La poesia del ciclismo si può pensare che la volata è un attimo, la salita è un'eternità, una sofferenza senza tempo, la discesa è un brivido
il rifornimento è una risurrezione. L'abbondanza è acqua, l'acqua è vita e amicizia, come dimostra la magica storica borraccia di Coppi e Bartoli. Però ci sono 3 poesie del ciclismo questa sera. Il dottor Cristian Lettieri e il Enzo Caimero e Simone Mazzotti. Dio Bersello, grazie anche ai nostri musicisti, Gabriele Emanuele Orlandi, grazie a Luca, grazie a Massaro, grazie a Sergio Borroni, grazie a Riciclo Editore, anche ovviamente che ha pubblicato il libro, Esatto. grazie alla tua famiglia che racconti meravigliosamente nel libro. Non conosco, mi pare che qui ci siano anche colorati, li facciamo alzare. Sì, assolutamente. Scusate, vi intrattengo ancora un minuto, ma oggi mi è arrivata una recensione del libro che diceva così: togli gli occhiali perché sto diventando vecchio. Allora, ma vera ricetta segreta, Simone Gelati scrive in poche righe, dedicate ai riconoscimenti che dedica alla sua persona. Mi ha sempre trattato come una persona normale. Il mio parlare ha subito un rallentamento e lei mi rassicura, mi dice di non aver fretta, le trova sempre il tempo per ascoltarmi e per aiutarmi nel prendere le decisioni che mi paiono difficili o impossibili. Se ho continuato in tutti questi anni, lo devo fare. E non c'è stato neanche di inconveniente, tutta la adesso faccio io quella che dice le stupidaggini per spezzare. Hanno funzionato qui tutti i collegamenti. Simone. No, adesso dovrei partire con l'elenco dei ringraziamenti, ma capitemi, vi ringrazio a tutti, dai musicisti, ai dottori, agli registi, ai grandi organizzatori, a tutti. Ecco, questo spero che comprendiate, che vi ringrazio anche voi che siete qua stasera.
bicicletta sono libero e noi stasera siamo più ricchi, grazie a te. Grazie Simone. Andiamo adesso a mangiare. Certo, giù in fondo si può acquistare il libro banchetto, quindi giusto. Grazie a tutti, ciao! Sergio, ciao Sergio, a presto. Una cosa mi sono dimenticato, scusate, che tutto il ricavato dei libri andrà alla ricerca. Questo. Grazie. Le birre che ti devo ormai ho perso il conto. Sergio, anche tu sei poesia nel ciclismo. Grazie di tutto. Spero di conoscerti presto.